Dunque ecco Ciccio Kayak col suo super kayak pirata Evolution 2. Ciccio Kayak, il mastro della Plastic Free, con il simbolo del pandino. Ciao Ciccio! Non lo so se sta registrando, vediamo. Col canottino WWF per raccogliere la munnizia, anche lui di plastica, canottino di plastica WWF, questo è il vino. Maria, come ti chiami scusa? Giuseppe, e poi il consigliere Gianni Enea che pagaia. Come Gianni? È una lezione pure di pagaiata. Ed ecco Francesco in arrivo. Fratelli degli Abbagnale, ecco i fratelli degli Abbagnale, i cugini. Oh, finalmente. Si va. Come li vedi? Stanno facendo una bella pagaiata. Qua siamo ai faraglioni, che credo che siano crollati questi faraglioni. Si sono erosi. Questo qua? Ciccio che cosa fa là? Qua siamo su una falesia direttamente sul paese. Ma che dici? Non ci posso credere. No, ci devi credere perché c'è la convinta di me. Sì, vabbè bro. Là che c'è una rete davanti. Nel canotto si deve prendere quella pagaia. Raga, occhio, ciò che buttate dentro il fondo, Che si buca. No, le canne non le prendiamo. Solo plastica. Vedi, sì, si accumula qua tutta la... che fa una specie di angolo, un cuneo. Ma come? Vabbè, certo, questa qua. Eppure è porca tipo di catrame. C'è pure sughero. Guarda qua. Chissà da dove viene sicuro. Ah, pure strada privata. Che c'ho, vediamo? Ah, buono, strada privata. Ciccio, come si chiama questa caletta che abbiamo pulito oggi? Praiola, come si chiama? Caletta Praiola. Qua ci sono delle bandiere, non so che significa. Faraglioni, di Terrasini. C'è questa falesia a picco sul paese. Siamo sotto il museo Daumal. C'è questa falesia, vedete, si sta sbriciolando la falesia, ovviamente in maniera naturale. E qui c'è l'accumulo di plastica che il presidente sta raccogliendo insieme a Maria, volontaria attivista del WWF. Vedete qui è impossibile pensare di raccogliere tutta la microplastica che si è accumulata. Che dopo la microplastica è quella più pericolosa. È quella più pericolosa, certo, perché va a finire all'interno della catena alimentare e ce la ritroveremo sicuramente tra un po' anche nel nostro cibo. Questo è quello che abbiamo raccolto in pochi minuti con gli amici del WWF, con l'amico Ciccio Kayak.
che dice che io sono il miglior vicepresidente del Consiglio. Il mio vicepresidente è Bemono. Poi c'è Dino Campanella che è il miglior organizzatore di plastica. Tranne per le bandiere. Tranne per le bandiere. Bandiere adesive. non le porta mai. Non le portate? E poi avevamo il presidente di Libera Ambiente che abbiamo perso il presidente di Libera Ambiente. Un applauso a Pietro. Va bene, questo è, vedete qua il canotto praticamente pieno, anzi super pieno. 10 minuti, un quarto d'ora. Arriva pure l'altro presidente. Ah, ecco che sbuca dal nulla il presidente di Libera Ambiente, che ovviamente in proporzione, diciamo, ha portato un sacchitello rispetto al sacchitone. Si è nascosto dietro gli scogli. Che cosa sono? Ah, ecco, che le buttano nei gabinetti e poi vanno a finire a mano. E quindi entra tutto questo. Questa è la prima che vedo. Ovviamente questo sacchetto è caduto qualcosa a mano. Io a queste cose ci tengo particolarmente. Va bene, ok, perfetto. Un po' di vento e qua c'è gente non è preparata. Che ne pensi Peppe di questa giornata? Bellissimo, perché Ciccio mette a disposizione i suoi kayak, che per chi non ce n'ha dato mai anche come me. No, bellissima esperienza. Dai, come possiamo fare per venire da Ciccio? Per chi Basta contattarlo. Ciccio Kayak è sempre a Magaggiari, va bene Ciccio? Buona volontà. Non affitta i kayak Ciccio. Chi vuole fare la passeggiata la si deve guadagnare, venendo a raccogliere plastica. Ok? Qui come vedete c'è l'esempio della Posidonia spiaggiata che fa queste banchette e protegge, qui è evidente. Abbiamo le mani. Protegge la falesia dall'erosione costiera. Questo è un esempio di come appunto la Posidonia è utile affinché questa scogliera non vada a macerarsi. È chiaro che è di qui è evidente come la protezione è attiva. Va bene, adesso noi riprendiamo i kayak e torniamo a Magaggiari. Sta bagnando tu. L'indi di qua. Siamo troppo vicino agli scogli, aspetta che mi... Ciccio! Un applauso a Ciccio! Lo so, ti abbiamo aspettato per questo. Raga, aspettate me, aspettate qua. Piccolini qua devono stare, bravo. Che tipologia di rifiuti abbiamo raccolto? C'è un po' di tutto, pezzi di plastica non sono la maggior parte. C'è vetro, c'è tantissimo polistirolo, c'è un po' di tutto. E sicuramente la fonte siamo noi, sicuramente gli adulti, però vi raccomando che dovete fare attenzione anche voi, soprattutto a rimproverare i genitori, è l'unica occasione che avete per rimproverare i genitori, quando sporcano, poi dovete obbedire, ma quando loro fanno qualcosa che è un danno per l'ambiente, il ruolo si inverte, dovete rimproverare. Se buttano qualcosa fuori dal finestrino,
Papà, mamma non si fa. Giusto? Ce lo promettete a noi? È promesso! È promesso, i genitori decidono di non farci rivelare. Sicuramente non è il vostro caso, ma noi ci dobbiamo a dirglielo. O anche se lo fa lo zio, lo zio, il nonno, il papà dell'amico. Prendetevi questo lusso. Papà, questo non si fa. Ragazzi, io non sto